La Triveneta del centenario entra nel vivo. Conegliano invasa dalle penne nere stasera dalle 20:30 su Antenna 3, una serata con le voci e i cori alpini, e domani dalle 7:30 la lunga diretta dello sfilamento. Alle 21 l'atteso concerto dei Pinguini Tattici Nucleari all'Ippodromo Sant'Artemio, le voci di tantissimi fan da tutta Italia in attesa. Pride 2025 in centro a Treviso, nel pomeriggio il corteo organizzato da Non Una di Meno, messa qui davanti al Duomo con tanto di comandamenti. Asolo e Maseri in lutto per la tragica fine del ventenne morto ieri nello schianto in Pedemontana, il ricordo dell'amico di famiglia e del preside del Cavanis di Possagni. Funerali mercoledì pomeriggio a Villa d'Asolo. Frana di grosse proporzioni si stacca dalla cima Marcora nel complesso del Sorapis tra San Vito di Cadore e Cortina, soccorso alpino sul posto per scongiurare la presenza di persone. Una lite in strada col vicino per questioni di confini, poi la tragedia, il 54enne Fabrizio Poncato cade, batte la testa e muore. La tragedia a Ponte nelle Alpi, le indagini dei carabinieri, domani l'autopsia. Lo zio della vittima, la tragedia sotto gli occhi della mamma, non riusciamo a crederci, paese sotto shock per il dramma, il lutto del sindaco di Ponte nelle Alpi. Perseguitava con minacce e insulti un 74enne e il figlio 38enne pregiudicato arrestato dalla polizia a Treviso. Il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico non l'avevano fermato. Ieri sera a Cornuda l'inaugurazione del riqualificato campo da basket cittadino, ospite d'onore della festa il leggendario giocatore della Benetton Treviso degli anni d'oro Marcelo Nicola. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il fine settimana dei grandi eventi che sta caratterizzando la marca trevigiana. Su tutto, su tutti, la Dunata Triveneta degli Alpini a Conegliano, adunata che sta entrando nel vivo e che vi stiamo raccontando da questa mattina. Grazie anche e soprattutto a Lucio Zanato. Buonasera Lucio, che si trova nel cuore della città del Cima con Tommaso Migot. Buonasera. Buonasera Cristian, buonasera soprattutto ai telespettatori di Antenna 3 che ci hanno premiato ieri sera con grandi ascolti per quanto riguarda il concerto inaugurale di questa Dunata Triveneta degli Alpini in Duomo a Conegliano, e che spero ci continuino a premiare anche nel corso di questa giornata che abbiamo cominciato a raccontare sin dalle 10 di questa mattina, di questo sabato mattina, quando c'è stato il primo momento ufficiale, ovvero l'alzabandiera con il canto dell'inno degli italiani. Mi trovo sulla scalinata degli Alpini, però l'immagine secondo me che racconta meglio la grande festa della Triveneta di Conegliano è alle mie spalle, e basta vedere questa marea di gente che sta continuando a crescere e che crescerà ancora nel corso della serata per dare la sensazione di che cosa è e che cosa sarà nei numeri il raduno del terzo raggruppamento qui nella città del Cima. Io adesso comunque dalla regia chiedo di vedere anche delle immagini che ci hanno fornito, che ci ha fornito il signor De Marco, relative alla partenza delle fiaccole, perché l'altro evento che è capitato nel pomeriggio di oggi, l'altro evento importante, è stata l'accensione del braciere sul monumento ai caduti in piazza 4 novembre, il monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, un segnale importante di pace, e a portare ad accendere le 4 medaglie d'oro, i 4 gruppi che portano il nome delle 4 medaglie d'oro di cui si fregia il vessillo proprio della sezione di Conegliano. Voi sapete, l'abbiamo raccontato nel corso di questa settimana, ogni mezzogiorno e ogni sera, la storia della sezione, la storia dei gruppi, la storia di una presenza e comunque di un'attività alpina che non si ferma, un'attività che non si deve fermare, come ha detto il presidente nazionale Sebastiano Favaro nell'intervento fatto circa un'ora fa in piazza Cima qui a Conegliano. Sebastiano Favaro ha ribadito come sia importante tramandare ai giovani questi valori alpini, e lo si debba fare con un'attenzione anche alla formazione loro. Non si può far crescere una pianta dritta se non gli si mette un tutore, se non c'è qualcuno che ti dà le regole. Questa è la linea dell'Associazione Nazionale Alpini anche per i prossimi anni, visto che il Presidente è stato riconfermato, ed è una linea importante perché vede soprattutto ad esempio nei campi scuola una grande presenza di ragazzi, un tutto esaurito per le settimane che vengono
organizzate dagli alpini. Ad esempio in provincia di Treviso il 25 giugno sarà a Pederobba, tanto è vero che poi il 2 luglio ci sarà anche la visita del Presidente nazionale proprio per vedere questi ragazzi. Poi ci sarà Camposcuola anche Belluno, Camposcuola anche a Valdobbiadene, insomma un successo per dire che gli alpini non sono solo veci ma stanno arrivando anche tanti boccia. Io adesso vi faccio vedere questa immagine perché questa sera vi aspettiamo in tanti qui a Conegliano per la grande festa, e se proprio non potete per 1000 motivi vi aspettiamo dalle 20:30 per vedere, vivere insieme a noi quella che è la festa lungo le strade, con i cori, con i canti. Un appuntamento importante, lo ripeterò anche dopo nel secondo collegamento. L'appuntamento è qui da Piazza Cima, qui dalla Scalinata degli Alpini dalle 23:30 circa, quando noi saremo qui con le nostre telecamere in diretta per raccontarvi un evento eccezionale, l'organizzazione del canto degli italiani con tutti i cori e tutte le fanfare presenti a questa adunata triveneta. Un evento che passerà alla storia e che per questo non dovete dimenticare. E adesso Cristian, a te la linea e poi la riprenderemo più tardi nel telegiornale. Assolutamente Lucio, grazie davvero a te Tommaso Migot. Dicevamo il sabato, il fine settimana dei grandi eventi, questa sera a Villorba, all'ippodromo, l'attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, migliaia i fan che sono già arrivati all'ippodromo. Per noi li ha incontrati Nicola Marcato. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì come due fratelli per l'eredità. Ce la faranno i pinguini con questo caldo? Sì, ce la faranno. Ce l'hanno sempre fatto, ce la faranno questa volta. E il vostro sogno si sta per realizzare, vedere i pinguini? Sì, è la seconda volta per me. Adoro, sono sempre stata la mia preferita. Da dove arrivate? Da Asolo. Alzi vuole per la precisione. Non vediamo l'ora di incontrarli. Siamo arrivati. Il concerto sarà pazzesco. Il concerto sarà pazzesco? Pazzesco. Decisamente. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare. Allora, felici? Felici? Felice. Te lo diciamo tra 10 minuti. Cosa vi aspettate stasera? Ma non lo so, cioè quello che abbiamo visto anche gli altri anni, di stare insieme, di divertirsi. Sono gasatissima, non vedo l'ora. Dalla Sardegna per vedere i pinguini? Sì. Come sta andando? Benissimo, un po' di caldo. Da che ora sei qui? Sono qua ormai dalle 4:30 del mattino, quindi proprio super presto per riuscire a essere subito in prima fila. Ti dedico le autostrade che portano al mare, giovani wannabe. C'è un po' da soffrire. Sì, tanto caldo sicuramente. Però lo si fa volentieri. Sì, per loro sì. Pochi malori per colpa del caldo. Qualcuno, ma tutto risolto praticamente. Anche perché fortunatamente le code sono all'ombra. Sì, fortunatamente sì, sicuramente. E c'è un po' d'aria. E sicuramente c'è un po' di ventilazione d'aria che consente al personale di stare sereno e tranquillo. Li ho già visti, loro sono molto bravi, ho aspettative alte. Che maglietta è questa? È la loro prima maglietta dei loro primi concerti, quando ancora nessuno li conosceva, ma solo 40 persone. È dal 2020 che aspettiamo di venire al concerto perché purtroppo in mezzo c'è stata una pandemia globale e quindi finalmente hanno fatto il concerto vicino e eccoci qua, siamo tutte agitate. È il regalo di compleanno di questa piccola ragazza. È da tanto che aspettavamo questo momento e adesso siamo entusiasti di essere qua. Sul viso leggi il mio passato come Dorian, portami dove vuoi, basta sia lontano da me. 40.000 le persone attese soltanto qui all'ippodromo di Villorba. Chiaramente vi racconteremo com'è andata nelle prossime edizioni. E circa 1 migliaio di persone hanno sfilato invece dalla Palla di Ferro fino al centro di Treviso, rivendicando l'orgoglio queer, non un pride ma una processione, così l'hanno definita gli stessi organizzatori, per ricordare che i diritti sono intersezionali, quindi o comprendono tutti o sono privilegi. Presente anche una rappresentanza di Famiglia Arcobaleno, tanti proclami anche antifascisti e pro-Palestina, tra i promotori, i centri sociali e il collettivo di Non Una di Meno. Vogliamo rivendicare la giornata del Pride
Live come spazio politico vogliamo che sia una festa piena di gioia ma fortemente collegata all'eredità dei moti di Stonewall, ribelle e indecorosa. Treviso e la sua provincia sono troppo spesso intolleranti nei confronti della soggettività LGBTQIA+. Questa è la denuncia contenuta nel manifesto. Sono attese performance a effetto di cui vi daremo conto anche nei prossimi notiziari. Sul posto per noi tra l'altro c'è la collega Elena Dal Forno. Davanti al Duomo pochi minuti fa le immagini sono praticamente in presa diretta, è andata in scena anche la messa queer con fumogeni di colore viola. Sul sagrato, tra l'altro, del Duomo sono stati letti i comandamenti queer. Nelle immagini vedete anche le forze dell'ordine presenti, insomma una giornata particolarmente colorata nel centro di Treviso che è appunto finita con questa messa queer. Ecco le immagini davanti al Duomo, i fumogeni di colore rosa e viola e appunto la lettura di questi 10 comandamenti. Vedremo se ci saranno delle reazioni. E quella di oggi è stata una giornata particolare a Treviso, una giornata dedicata ai giovani, dal pranzo condiviso sulle mura alle attività pomeridiane fino ai concerti live con DJ set in piazza Borsa, tutto contro il degrado. Una città che vuole riallacciare il filo interrotto tra giovani e centro, tra commercianti e adolescenti, un'occasione per mettere in mostra la parte migliore di sé. Accompagnati quindi da una comunità educante di adulti con capofila l'associazione Volontari Insieme. Questo è l'obiettivo del progetto Giovani in Centro, che ha visto coinvolti oltre 100 ragazzi in svariati luoghi della città e che hanno animato i luoghi simbolo del degrado come Giardini di Sant'Andrea e Piazza Borsa, preceduti da un pranzo condiviso sulle mura. Lo scopo è realizzare eventi che incentivino relazioni e rendano protagonisti i ragazzi dentro una città che ha sempre più bisogno di esempi positivi e propositivi e tolga la paura di riappropriarsi degli spazi urbani che appartengono a tutti. C'è molta paura, ad esempio io non uscirei mai da sola, anche con mia ragazza, qui alle mura di sera in Piazza Borsa. Infatti in questa giornata andremo ad occupare molte zone di Treviso che sono frequentate da persone poco per bene. Un progetto partito nel settembre 2023 è durato oltre un anno e mezzo, che ha coinvolto 90 genitori, 200 studenti, oltre ad educatori di strada e commercianti, divisi in gruppi focus di ascolto sulla situazione del centro storico e di formazione sul rapporto adulti-minori, sulla comunicazione empatica e sulla progettazione sociale. Che c'è molto distacco dai giovani in città, con molti disagi, con le baby gang, i problemi giovanili, e stiamo cercando di riunire i giovani assieme alla città. E anche per lavorare a questo progetto non eravamo solo noi ragazzi, ma eravamo assieme a dei genitori ed è stato molto utile per condividere idee e proposte, perché c'è molto poco dialogo purtroppo, e infatti speriamo che questa giornata possa servire. Laboratori incentrati sullo sport, l'arte, la cultura, l'impegno sociale e ambientale, ma soprattutto la musica con DJ set, live band e le performance di strada come la breakdance, il parkour, la street art, l'hip hop. Soltanto ieri sera vi davamo conto dell'incidente mortale sulla superstrada pedemontana veneta all'altezza del casello di Riese Pio X, a perdere la vita una ventenne, come sapete, Filippo Piccolotto, originario di Asolo, proprio Asolo con Maser, dove la famiglia del giovane viveva. Sono comunità sconvolte. Il padre di Filippo è agente immobiliare, mentre la madre è titolare della nota azienda a Maeba, dove tra l'altro il giovane lavorava. I funerali mercoledì alle 16 a Villa d'Asolo. Una tragedia che non ci voleva proprio, e sono molto molto vicino alla famiglia perché la conosciamo da
da sempre. A Villa d'Asolo, Masere e Asolo il cordoglio è unanime per la scomparsa prematura di Filippo Piccolotto, 20 anni, morto ieri nel tragico incidente in Pedemontana. Le auto carambolate finite ruote all'aria, una C5 guidata da un 60enne e quella di Filippo, la cui vita si è spezzata sull'asfalto all'altezza del casello di Riese Pio X. Inutile l'arrivo tempestivo di soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che lo hanno liberato dalle lamiere. Le sue condizioni erano apparse da subito serissime e a poco sono serviti gli innumerevoli tentativi di rianimarlo. Sulla dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolte 2 auto che procedevano nello stesso senso di marcia verso Altivole, il SUV guidato dal ragazzo e quella del 60enne, ora ricoverato all'ospedale di Montebelluna, indaga la polizia stradale di Bassano del Grappa. Filippo, 20 anni, lascia 2 fratelli, mamma Savina e papà Ivan. Una famiglia molto conosciuta ad Asolo, il padre agente immobiliare, mentre la madre è titolare della storica azienda Maeba, dove Filippo aveva cominciato a lavorare dopo gli studi al liceo Cavanis di Possagno, ed è lo stesso preside a ricordarlo. Ha molto degno di essere in una scuola come la nostra che insomma tiene in primo piano i valori della semplicità, dell'umiltà, dell'onestà, dell'impegno, ecco, della bravura nel senso di impegno. Un ragazzo eccezionale da questo punto di vista, non perché non c'è più, ma proprio perché era lui così, molto riservato anche, ma forse per un po' di timidezza, ma un bravo ragazzo, proprio educato, umile, tranquillo, sereno sempre. Ha finito l'anno scorso la maturità e si era messo insomma a dare una mano anche ai suoi. Chiusa nel dolore la famiglia, un continuo via vai silenzioso di persone che raggiungono la villetta sulle colline di Masere. Originari di Villa d'Asolo, è un amico e compagno di animazione, insieme custode del campo da calcio con il padre Ivan, a raccontarci il dolore dell'intera comunità. Ci sarebbe tante cose da dire, ma io conosco bene il papà Ivan, che si può dire solo bene di quella famiglia. I funerali di Filippo si terranno con tutta probabilità mercoledì a Villa d'Asolo, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria, a cui i genitori sono molto legati. Viola il divieto di avvicinamento a padre e figlio, arrestato un 37enne italiano per stalking, così a Treviso. Il segnale dell'infrazione della distanza di sicurezza prevista dal braccialetto elettronico che possedeva e che è arrivato alla questura. Era mattino inoltrato quando gli agenti della polizia si sono precipitati in centro a Treviso. Arrestato in flagranza un 37enne italiano per stalking e minacce nei confronti di padre e figlio rispettivamente di 74 e 38 anni. L'uomo, già gravato da precedenti penali, è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti delle 2 persone offese. Il 37enne, poco prima dell'arresto, era entrato infatti nel locale dove padre e figlio lavorano, insultandoli e minacciandoli pesantemente. In settimana l'uomo era già entrato nel locale insultando altri 2 dipendenti. Al 37enne è stato convalidato l'arresto e ora dovrà presentarsi all'autorità giudiziaria. Sempre per la cronaca, alle 7 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti in Viale Trieste per un incendio che ha interessato un ricovero attrezzi adiacente a un'abitazione di 2 piani. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha consentito di limitare l'incendio, evitando che lo stesso si propagasse all'abitazione limitrofa. L'intervento è nelle sue fasi, si è concluso già in mattinata con i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento degli ultimi focolai. Presenti sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. E sarà il centro anziani La Restera lungo il Sile a ospitare le persone che rimarranno in città durante l'estate. Il piano caldo del comune scatterà dal 1° luglio e includerà una rete contro le truffe. Scatterà solo dal 1° luglio il piano caldo anziani previsto dall'amministrazione comunale di Treviso, nonostante le temperature in città siano già arrivate oltre i 30 gradi. A fare le spese dell'estate torrida, come sempre, sono le persone più fragili, bambini e anziani, che resteranno in città durante i mesi estivi. Il piano del comune è comunque già pronto ed includerà anche una rete per la prevenzione delle truffe.
Stiamo progettando 2 linee, una sarà quella dell'apertura anche quest'anno dell'estate in Restera per i mesi di luglio e agosto. Stiamo finendo di lavorare al programma e presto partiremo con la promozione già settimana prossima. Quest'anno la collaborazione sarà con Croce Rossa Italiana. Dall'altra parte invece tutta l'opera di sensibilizzazione, quindi tutte le strategie contro il caldo, dall'idratazione, le uscite, i luoghi, quindi come comportarsi e la prevenzione delle truffe. Voi sapete che per noi l'estate, noi e le forze dell'ordine, diventa un momento di alta attenzione. D'estate la rete relazionale è di solito alleggerita, quindi il Comune ha pensato anche ad un trasporto. Chi non potrà recarsi a queste iniziative pomeridiane in autonomia avrà la possibilità di beneficiare di un trasporto. Il centro designato quest'anno è la Restera, facile da raggiungere e comodo ai servizi. Siamo lungo il fiume Sile, siamo in una bella zona verde con ampio parcheggio raggiungibile a piedi ma anche dai mezzi pubblici ed eventualmente con un trasporto dedicato. E a Treviso, in Piazza dei Signori, torna la vetrina del gusto, 2 giorni per celebrare le eccellenze del territorio. Anche domani il comparto alimentare artigiano nella marca trevigiana, è in espansione, superati i 5.000 addetti, aumentano i birrifici artigianali. Quasi 1.100 imprese, oltre 5.300 addetti. Sono questi i 2 numeri da tenere a mente se si parla del settore alimentare artigiano della marca, che continua la sua espansione nonostante le tante variabili geopolitiche che si riflettono pure su costi dell'energia e inflazione, quindi sui consumi interni. Ma ai peccati di gola in pochi sembrano rinunciare e così in Piazza dei Signori torna la vetrina del gusto per 2 giorni tra eccellenze e sapori. Nelle scorse ore il taglio del nastro. Il Made in Treviso, che ci ha sempre caratterizzato per volontà, dedizione, devozione. Ultimamente mi piace molto usare, a parte la parola resilienza, la parola proprio devozione. È un comparto di eccellenza che parla anche non solo del gusto ma anche di quello che è la salute. Non si può prescindere dalla salute quando si parla di cibo. Un comparto a forte presenza artigiana con una preminenza del take away, il cibo da asporto, ormai un'abitudine assodata. Seguono panificatori, gelatieri e pasticceri, in aumento i birrifici artigianali. Anche la birra chilometro zero ormai è una consuetudine pure tra i giovani. Siamo pronti a portarvi a Cornuda per parlare di basket, a Cornuda dove è arrivata la leggenda Marcelo Nicola e poi l'ampia pagina di cronaca dal Bellunese, tutti gli aggiornamenti sul crollo che si è registrato nel massiccio, nel gruppo del Sorapis nel pomeriggio, sopralluoghi sono ancora in corso e poi la tragedia di Ponte nelle Alpi con la morte di un uomo di 54 anni. A fra poco.